Di solito è una prassi consolidata che i cittadini vanno a incontrare i deputati, voi invece incontrate i cittadini per raccontare quanto accade o quanto non accade nei palazzi del potere. Esattamente, ma questa è una cosa che noi facciamo abitualmente, tutti i fine settimana quando non siamo a Roma andiamo nelle piazze, creiamo agorà in tutta Italia. Adesso abbiamo approfittato di questa sospensione che la Presidente Boldrini ci ha somministrato per aver tentato di difendere appunto un regalo di 7 miliardi e mezzo a banche private, e abbiamo approfittato di questa cosa per andare a raccontare perché siamo stati sospesi, andare a raccontare quello che succede in Parlamento e soprattutto anche sentire quello che le persone hanno da raccontare a noi. Questa è la terra di Angelino Alfano, come avete trovata Agrigento? Agrigento purtroppo non abbiamo avuto tempo di girare perché siamo appena arrivati, ci avrebbe fatto piacere vederla un pochettino più a lungo. Abbiamo parlato però già con diverse persone che ci hanno fatto un quadretto di Alfano non molto confortante. La gente come risponde? Tanta partecipazione anche in giornate infrasettimanali come quella di oggi, le 4:30 del pomeriggio, ma la gente c'è e vuole sentire, è contenta di poter parlare con dei deputati alla mano che rispondono alle domande più disparate e ha voglia di partecipare e di cambiare questo paese dando una mano reale, mettendoci la faccia. Un'occasione per stare vicino alla gente, non possiamo non sfruttarla. I nostri ragazzi, i nostri colleghi del Nazionale sono qua in mezzo a noi e ci fa immenso piacere questa loro visita. Il 25 maggio si voterà anche per le amministrative, nell'Agrigentino 5 comuni saranno chiamati al voto, il Movimento 5 Stelle come si muoverà in questa direzione? Noi siamo presenti a Naro sicuramente, Ragalmuto si sta organizzando, credo che probabilmente riesca a presentare una lista, San Biagio Platani probabilmente sarà pure dei nostri. Noi ci saremo e sicuramente il risultato sarà un bel risultato. Zambuto è in campagna elettorale, candidato alle europee, se si dovesse andare a votare, il Movimento 5 Stelle cosa farà? Il Movimento 5 Stelle non sta ancora pensando a questa cosa, ma è una eventualità probabile che valutiamo e che nel momento in cui diventerà una ipotesi concreta affronteremo e cercheremo di organizzarci per essere presenti.